All'indomani della festa dei lavoratori si terrà un incontro importantissimo al MIMIT, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per decidere il futuro della Speedline di Santa Maria di Sala. Ci sarà la proprietà, la svizzera Ronalco, la sua consulente per analizzare le manifestazioni di interesse vincolanti pervenute nelle scorse settimane. Crediamo di essere quasi vicino alla soluzione, auspichiamo di essere quasi vicino alla soluzione. È chiaro che una soluzione non potrà essere quella conveniente per Ronal, ma dovrà essere la soluzione più garantista per lavoratori e famiglie. La scelta del potenziale investitore, se da un lato potrà rispondere agli interessi di Ronal, dall'altro, evidenzia il sindacato, dovrà essere la più convincente nel dare garanzie ai lavoratori e alle loro famiglie. Per noi è importantissimo che il perimetro industriale su cui si lavora in Speedline aumenti rispetto a quello dell'accordo, che era molto ristretto, era quello di base, e soprattutto che il numero occupazionale sia il massimo possibile, che la realtà industriale rimanga a Santa Maria di Sala e a Tabina e che ci sia un futuro per Speedline. Intanto prosegue lo stato d'agitazione proclamato nei giorni scorsi dall'RSU e se al MIMIT non ci fossero le risposte sperate, la tensione potrebbe salire.